La sicurezza va conquistata con sudore, passione e sangue. Oggi vi raccontiamo una sfida a salvezza in piena regola. Il pareggio potrebbe essere utile a entrambe solo in caso di risultato negativo delle inseguitrici. Serie D Girone A, vado Asti, benvenuti. Terzo minuto, subito vado in attacco, palla al centro per Mair che spara alto, padroni subito pericolosi. Sesto minuto, Yaw all'attacco, salta l'uomo, mette al centro, nulla di fatto. 24esimo, punizione per l'Asti, scavetto dentro per Rolando che segna il gol, ma è in fuorigioco. Possiamo rivederlo nelle immagini di Luigi Pittatore. 26esimo, Mair dalla distanza, Tulino non si fa ingannare. 31esimo, calcio di punizione per merito, guardate la traiettoria della palla, fuori di poco, sarebbe stato un gol incredibile, non cercato ma sicuramente incredibile. Inizia il secondo tempo ma il canovaccio non cambia, al 16esimo palla alta per Mair, deviazione pericolosa che si tramuta in assist, ma Tulino attento, sventa il pericolo. 16esimo, palla al centro per Audino, finta di tiro, disorienta il difensore, fa partire lo shoot, fuori di poco. 19esimo, Puddu sulla fascia, salta l'uomo, mette la palla al centro per Mair che fa velo per Figone che non può sbagliare, il Vado va in vantaggio grazie a un grandissimo assist di Puddu. 20esimo, non passa nemmeno un minuto, l'Asti ruba palla con Rolando, passaggio per Lo Bosco, la difesa è schierata male e c'è il pareggio dell'Asti, incredibile, tutto in 2 minuti. Un risultato che fa andare avanti, fa fare un passettino in avanti entrambe le compagini. Sicuramente il Vado ne ha un beneficio maggiore che si avvicina alla salvezza.